Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di ludopatia. La ludopatia non è semplicemente un vizio, ma una vera e propria patologia che può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e su quella delle loro famiglie. La dipendenza dal gioco d'azzardo, questo è il significato, è un problema sempre più diffuso e non è un'esclusiva di adulti che si giocano i beni di famiglia o di anziani che si giocano la pensione. Purtroppo è un fenomeno che fa presa anche sui giovani. Slot machine, lotterie, casinò, scommesse online, gratta e vinci, le occasioni per giocare d'azzardo sono sempre più numerose e accessibili, con appunto il rischio di sviluppare una vera e propria dipendenza patologica. Noi prendiamo spunto da un'indagine condotta su oltre 1700 studenti delle scuole superiori di Messina per conoscere e analizzare appunto il fenomeno del gioco d'azzardo tra i giovanissimi. Parliamo dello studio condotto dal Centro di Solidarietà FAR e dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASP di Messina, a cui hanno collaborato gli ospiti che adesso vi presento. In collegamento abbiamo Roberto Micciulla del progetto appunto Antenne, puntiamo contro l'azzardo, benvenuto. Grazie. E poi Daniela Milano, psicologa del progetto che porta avanti da tanti anni il progetto Mettiamoci in gioco. Salve. E poi ci collegheremo anche sempre da Messina con Maria Luisa D'Amico, docente dell'Istituto Superiore Minutoli di Messina. Benvenuta anche a lei. Salve. Allora, Roberto, iniziamo intanto a spiegare di che cosa si tratta questo questionario. Io ho fatto preparare delle grafiche, per cui con la prima grafica possiamo dire che il questionario è stato somministrato agli studenti di 13 istituti scolastici in 18 plessi, quindi un totale di 100 classi, oltre 1700 studenti. Insomma, è un campione, Roberto, ma pur sempre un campione abbastanza rappresentativo. Sì, allora il numero è abbastanza rappresentativo e i dati sono anche abbastanza consistenti, tanto da permetterci anche delle prime analisi statistiche. E quello che è venuto fuori, un dato più importante, quello più emergente, è che quasi il 70% dei rispondenti dice di aver giocato d'azzardo almeno una volta nella vita. E questa frequenza è una frequenza che è abbastanza, negli ultimi 12 mesi, è una frequenza, si gioca con abbastanza frequenza. Questo ricordiamo in una popolazione di ragazzi tra i 16 e i 18 anni, quindi una fetta di popolazione che non dovrebbe avere accesso in nessun modo al gioco d'azzardo perché è vietato ai minori di 18 anni. C'è Questo è un dato qualcuno che allarmante. chiude un occhio, forse due. Andiamo a vedere con la seconda grafica, quando parliamo di gioco d'azzardo parliamo anche appunto del semplice gratta e vinci. Quindi con la grafica numero 2 andiamo a vedere quali sono i luoghi in cui si scommette di più. Forse la grafica successiva, l'abbiamo invertite, e cioè gratta e vinci il 73%, oltre il 73%. Scommesse sportive di calcio, vediamo quella successiva, oltre il 46%, poker il 43,3%, slot machine il 71,7%, altre scommesse sportive il 22%, eventi sportivi simulati il 40%, eventi non sportivi il 24,3%. Questi sono, Roberto, i giochi d'azzardo più utilizzati dagli studenti. Sì, questo è un dato rilevante e si è visto anche da questa indagine che le ragazze preferiscono di più il gratta e vinci e il win for life, mentre gli uomini, i ragazzi, preferiscono di più totocalcio, scommesse sportive. E questo è un dato molto importante perché è un trend abbastanza significativo all'interno della fascia analizzata e spesso quello che viene un po' lasciato dietro, forse alla fascia più di età un po' più adulta, è il bingo e il lotto, che sono meno utilizzati dai ragazzi, dagli adolescenti di oggi. Dottoressa, vado dalla dottoressa Daniela Milano perché voglio analizzare alcuni dei campanelli d'allarme che sono venuti fuori dal questionario e quindi che dovrebbero suscitare, diciamo, le prime preoccupazioni, soprattutto innanzitutto in famiglia ma poi anche a scuola. E allora vediamo i campanelli di allarme, sempre secondo la grafica che abbiamo preparato, che è la grafica numero 3. Un numero significativo di studenti, sempre in base a questo questionario somministrato a 1700 studenti di scuole
superiore di Messina ha dichiarato: 1. Di aver mentito agli altri per nascondere la perdita di denaro; 2. Di aver avuto problemi a scuola e discussioni in famiglia o con gli amici; 3. Di aver giocato più soldi di quanto inizialmente previsto; 4. Di essere stato criticato dagli altri a motivo del gioco; 5. Di essersi sentito in colpa per il denaro speso nel gioco; 6. Di aver voluto smettere di giocare sapendo tuttavia di non esserne in grado. Ecco, dottoressa Daniela Milano, quale di questi campanelli secondo lei è quello che dovrebbe davvero suscitare preoccupazione tra gli operatori scolastici, lo vedremo tra poco, ma anche soprattutto nei familiari? Ma io farei un attimino un passo indietro e mi soffermerei come campanello d'allarme la realtà che abbiamo incontrato dal confronto con i ragazzi rispetto ai danni legati al gioco d'azzardo, ovvero la scarsa consapevolezza sui rischi legati al gioco d'azzardo, una scarsa percezione su quelle che possono essere le trappole cognitive che spesso si celano dietro all'offerta del gioco d'azzardo. Le varie risposte che sono state fornite dagli studenti appunto durante la somministrazione del questionario, come abbiamo potuto constatare poc'anzi, fa emergere questa poca attenzione ai rischi che solitamente soprattutto la platea dei giovani alla quale viene sottoposta quotidianamente, perché comunque l'offerta del gioco d'azzardo si allarga sempre più, è sempre più estesa. Sappiamo bene che la dipendenza dal gioco d'azzardo coinvolge trasversalmente i ragazzi tanto quanto gli adulti, gli occupati tanto quanto i disoccupati, quindi a fronte dei vari campanelli di allarme, tornando alla sua domanda riguardo soprattutto i nostri adolescenti, dovremmo un attimino interrogarci noi adulti su come poterli sensibilizzare a questa tematica. Il discorso della critica da parte dei compagni, dei coetanei in merito alle eventuali perdite, anche questo un po' ci fa pensare anche a quanto possa essere importante in questa fase in adolescenza l'accettazione dei pari, quindi pur di appartenere a quel determinato gruppo mi adeguo, mi adatto anche a determinate scelte comportamentali e le varie scommesse richiedono una disponibilità di denaro che soprattutto tra i giovani, noi stessi operatori che durante questo primo anno abbiamo avuto modo di interloquire, di confrontarci con loro, spesso noi ci siamo chiesti da dove provengono anche tutti questi soldi, perché comunque il gioco d'azzardo abbiamo constatato che anche tra i giovani diciamo che richiede una certa disponibilità di denaro, perché non si soffermano sulla paghetta, se ancora oggi esiste la paghetta, non si soffermano soltanto sull'investimento della paghetta settimanale, ma a volte purtroppo fanno altrettante scelte che spesso li espongono ad altri rischi. Ecco, e quindi a volte diciamo, sono messe in gioco anche somme più alte di diciamo, appunto quello che possiamo immaginare. Come? Sì, superiori alle loro disponibilità con molta probabilità. Roberto Miciulla, qual è uno dei dati che sono emersi che vi ha colpito particolarmente da questo questionario? Il dato più importante è la discrepanza tra la consapevolezza di alcuni, diciamo, del meccanismo d'azione di gioco del gioco d'azzardo e la mancanza diciamo, di conoscenza rispetto al danno che questo può creare, diciamo, negli adolescenti stessi. Quindi c'è questa discrepanza tra il sapere che in qualche modo il gioco d'azzardo è diciamo, una tipologia di gioco che potrebbe instaurare dei meccanismi pericolosi e allo stesso momento però immaginare, ad esempio, diciamo, da una parte del questionario si è visto che nell'immaginario degli adolescenti non si va mai in perdita, si pensa di essere al massimo in pari. Quindi c'è un po' questa discrepanza tra la consapevolezza del gioco e invece quello che è la metacognizione dello studente, della studentessa,
rispetto invece al fatto che possono in realtà andare in attivo, arrivare al massimo in pari o addirittura non andare quasi mai in rosso. Quasi il 50% degli studenti ha detto di essere in pari quando gioca, una percentuale minore, quasi il 20%, dice di essere invece in attivo e soltanto una piccola parte, sotto il 10%, dice di essere rosso. Ma questa è una Questo ovviamente sappiamo percezione, che cioè è una loro possibile. percezione di non perdere mai, mentre in realtà invece si sa che spesso nei giochi è più spesso si perde che si vince. Matematicamente, scientificamente è impossibile vincere, quindi il dato di percezione venuto fuori da questo questionario ovviamente è discrepante con la realtà. Questo diciamo un po' ci ha scioccato questo, nel senso che nonostante il dato scientificamente e matematicamente è impossibile vincere col gioco d'azzardo, in questo modo qui i ragazzi sono convinti che vanno in pari, che non è pericoloso, che possono continuare a giocare perché male che vada, ecco, non si va sotto. Invece Ecco. questo è un meccanismo molto pericoloso. Dottoressa Milano, però qual è il confine tra un gioco, tra virgolette, pericoloso nel senso che si possono perdere denari, che si può perdere tempo, e invece il confine con la dipendenza patologica, quindi con la ludopatia? Ecco, i ragazzi sono consapevoli di questo confine? Non sempre sono consapevoli, anche durante i nostri incontri con gli studenti abbiamo potuto constatare la disattenzione che viene posta appunto a questa linea di demarcazione tra il gioco che resti gioco e il momento in cui diventa un azzardo pericoloso, ovvero quando inizia la persona a perdere un po' il proprio autocontrollo. La linea di demarcazione, dottoressa, è abbastanza sottile, è motivo per il quale anche gli adulti spesso non acquisiscono piena consapevolezza di vivere la problematica legata al gioco d'azzardo, sottovalutano i rischi ai quali possono esporsi. Il più delle volte anche la persona adulta che arriva ai nostri sportelli arriva prevalentemente perché spinta, se non quasi forzata, dai propri familiari che vedono appunto ridurre in maniera vertiginosa la propria condizione economica, che è uno dei primi campanelli di allarme, ma anche la disgregazione delle relazioni familiari, l'assenza del familiare compromesso dal gioco d'azzardo, dagli eventi familiari, assenza sul posto di lavoro, grande disattenzione, poca concentrazione. Sono tanti i campanelli di allarme. Perché noi incontriamo i giovani? Proprio li incontriamo in un ambito di prevenzione, no? Cercando di trasmettere loro il messaggio che questa linea di demarcazione talmente sottile già per la popolazione adulta, ancor peggio è per loro ragazzi, perché vengono ancora di più sollecitati dal mercato dell'azzardo. Basti pensare che durante il periodo del lockdown che tutti quanti abbiamo vissuto, sono stati introdotti diversi nuovi giochi online che acchiappavano prevalentemente la popolazione studentesca, la popolazione giovanile. Ovviamente sono delle scelte di marketing da questi multinazionali concessionari del gioco d'azzardo che per non rischiare di perdere gran parte della platea dei giocatori al gioco fisico, hanno ben introdotto diverse tipologie di giochi online, ed è il gioco preferibilmente presente nella popolazione giovanile. Perché puoi con facilità accedere, puoi giocare da qualsiasi posto ti trovi, ahimè, anche da scuola, anche durante le ore di lezioni, perché basta avere uno smartphone per poterti collegare alla piattaforma. Ora diciamo non sono più ammessi da quest'anno i cellulari durante le ore scolastiche, almeno questo la possiamo evitare. Professoressa Maria Luisa D'Amico, docente appunto dell'Istituto Superiore Minutoli di Messina, voi siete stati coinvolti in questo questionario, che non è stato soltanto rispondere a queste domande, siete stati coinvolti in tutto un percorso di conoscenza e di avvicinamento a questo problema. Sì, siamo stati coinvolti appunto in questo progetto Antenne, perché abbiamo ritenuto il progetto altamente motivante, e per cui il dirigente scolastico, il professore Latona, insieme appunto allo staff e noi referenti di educazione e la salute dell'Istituto Superiore Minutoli, abbiamo validato fortemente questo progetto. Come l'hanno preso i ragazzi?
I ragazzi sono stati molto coinvolti, ben coinvolti, e ieri sono stati ben lieti di esserci, di essere presenti, non solo come Minutoli, ma anche come Quasimodo e Cuppari. Perché c'è Eravamo noi stata tre la presentazione referenti. ufficiale, lo diciamo ai nostri telespettatori, Sì, c'è stata appunto la di restituzione questi risultati. dei risultati. Condivido pienamente quello che ha detto sia il dottore Micciulla che la dottoressa Milano, appunto perché i ragazzi hanno evidenziato queste fragilità, loro fragilità, e si sono aperti perché il progetto ha previsto anche un incontro pomeridiano anche con noi docenti, aperto anche ad alcuni genitori. Noi abbiamo individuato nell'istituto Minutoli, appunto, abbiamo coinvolto le classi del triennio proprio perché abbiamo capito che sono in maggiore fase di transizione, di vulnerabilità. I ragazzi, devo dire, l'hanno presa, ecco, molto bene, abbiamo investito molto. Il Ma nostro sono credo usciti dei pedagogico casi, qualcuno, come dire, si dice sono oggi ha usciti, fatto ecco, outing, ci ha sì, raccontato un sono suo emersi, vissuto? sì, sì, sono emersi non solo i casi appunto visibili nel questionario, come ha detto il dottore Micciulla, ma sono emersi anche dei casi perché li hanno raccontati, anzi l'hanno detto anche ieri, appunto hanno fatto degli interventi i ragazzi proprio anche ieri nell'incontro di restituzione, dicendo che per esempio i social fanno un marketing molto aggressivo, per cui loro si sono sentiti molto coinvolti e hanno denunciato il fatto anche e soprattutto per come hanno ricordato la dottoressa e il dottore Mia, proprio durante il Covid e anche il post-Covid, durante tutto il periodo, diciamo, è stato molto pressante, ecco, Sì, sì, un è chiaro, è marketing chiaro. pressante, aggressivo. È chiaro, vado un Loro, attimo dal dottore Micciulla perché so che poi dobbiamo salutarlo per commentare insieme a lui queste sì. ultime grafiche che abbiamo preparato che riguardano la frequenza di gioco, quindi la grafica 4 e 5 e anche poi a seguire la durata. La frequenza di gioco, la maggior parte ha detto di aver giocato almeno una volta, il 68,5%, una percentuale che sale nel caso di componente maschile al 76,9%, chi è ritornato a giocare quindi negli ultimi 12 mesi, l'86,3% ha giocato ancora, il 39,4% una volta al mese, il 23% gioca, che non è poco, parliamo di un quarto, 2-3 volte o più di 6 volte a settimane, qui già siamo diciamo in zona rossa. Per quanto riguarda la durata, il 59% non più di un'ora, il 26% più di un'ora, l'8% oltre 3 ore. Micciullo, un ultimo commento e poi la salutiamo. Questo è un dato molto allarmante perché ci fa comprendere anche la dimensione, la magnitudo dei comportamenti degli adolescenti. Questo ci dà uno spaccato, una fotografia del momento che stiamo vivendo. In questo momento qui il gioco d'azzardo è un qualcosa di assolutamente molto utilizzato e fa parte del tempo libero e del gioco quasi, della passione ecco, di molti adolescenti, soprattutto dai ragazzi, abbiamo visto che questo è un fattore determinante del genere. Diciamo anche da questo questionario quello che è venuto fuori è che i ragazzi vedono il totocalcio, le scommesse sportive come un qualcosa che non ha niente a che vedere col gioco d'azzardo, quindi qualcosa su cui si può diventare bravi, si può essere abili e diventando abili e più bravi si può anche vincere. Questo ovviamente è impossibile perché ricordiamo il meccanismo delle scommesse sportive è comunque ha diciamo, dei meccanismi in cui è impossibile andarci su e vincere e quindi questo non viene ecco, percepito dai ragazzi e questo è un dato allarmante perché porta anche il gruppo dei pari a vedere le scommesse, il gioco d'azzardo più in generale come un qualcosa di normale, lo fanno tutti, è bello incontrarsi e farlo insieme. Ecco, questo è un po' un problema. Allora salutiamo Roberto Micciulla che è uno dei responsabili del progetto Antenne Puntiamo contro l'azzardo, ci fermiamo perché adesso c'è la pubblicità ma prima vi ricordo che questa puntata la trovate on demand sulla nuova versione di Sicilia Web da ieri online dove trovate anche lo streaming e tutte le produzioni televisive. Noi torniamo tra poco dopo la pubblicità.
Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando di ludopatia, dei rischi del gioco d'azzardo, soprattutto tra i più giovanissimi, prendendo spunto da un questionario realizzato tra 1700 studenti delle scuole superiori di Messina, dove abbiamo scoperto, diciamo forse con qualcuno con sorpresa, che il gioco anche in questo caso è diffuso. Allora voglio chiedere alla dottoressa Daniela Milano: i giovani si avvicinano al gioco d'azzardo per curiosità, per divertimento, per emulazione, ma anche per familiarità, se c'è qualcuno in famiglia che fa questo tipo di gioco. E quando parlo di gioco d'azzardo parliamo anche di gratto e vinci, di poker online, di scommesse sportive. Ma le chiedo, ci sono dei fattori che scatenano in qualcuno una vera e propria dipendenza e in altri no? A che punto è diciamo, lo studio in questo senso? Allora, la letteratura ci fornisce delle classificazioni, perché ovviamente probabilmente molti di noi più o meno nella propria vita, comunque nel corso della propria vita, avrà giocato d'azzardo, ma questo non significa che necessariamente o inevitabilmente diventeremo dei giocatori d'azzardo problematici o ancora di più dipendenti. Esistono vari fattori che vanno considerati, da fattori ambientali a fattori biologici a fattori psicologici. È chiaro che se una persona che vive in un contesto familiare in cui già è presente la dipendenza dal gioco, ma questo vale anche per la dipendenza da sostanze, inevitabilmente acquisisce comunque un modus operandi, uno schema comportamentale che come dire, facilita l'ingresso magari anche in maniera abbastanza precoce all'interno del circuito di tale dipendenza. Quindi vanno considerati sicuramente diversi fattori, ma se volessimo tornare per quanto riguarda i ragazzi, io devo dire che nella mia esperienza nell'ambito delle dipendenze da sostanze e da gioco d'azzardo attenzionerei molto il fattore che riguarda soprattutto l'autostima dei nostri ragazzi. Anche dai colloqui svolti in questi anni nell'ambito della nostra realtà messinese, che appunto si ispira, no, ha sposato la mission della campagna Mettiamoci in gioco, nei nostri servizi spesso ci interfacciamo con i giovani e percepiamo una scarsa autostima. Questa caratteristica della fragilità, della vulnerabilità nei nostri ragazzi va anche considerata nell'ambito delle dipendenze, soprattutto nell'ambito delle dipendenze comportamentali, perché Ci sono come anche se dei sintomi fisici che possono essere, diciamo, riscontrati? Certo, nei nostri ragazzi e studenti, anche dal confronto con gli insegnanti e con diversi genitori, vengono fuori alcuni fattori, ad esempio l'assentarsi frequentemente da scuola, o gli stessi ragazzi spesso ci hanno raccontato, no, la famosa entrata alla seconda ora, perché magari temporeggiano lì vicino al proprio istituto presso il punto di scommesse piuttosto che attraverso appunto i propri smartphone. Ecco, allora su questo proprio voglio chiedere alla professoressa Maria Luisa D'Amico. Certo è un campanello d'allarme, dietro questa entrata alla seconda ora, questi ritardi ci possono essere mille fattori, però certo voi siete chiamati anche a un po' interpretare questi segnali, non ultimo il percorso il rendimento scolastico magari inferiore alle aspettative. Assolutamente sì, questo influisce moltissimo, anche perché i ragazzi stanno svegli fino a tardi, spesso facendo appunto quello che viene chiamato fantacalcio, oppure tutte queste scommesse online o tutti in questi siti appunto dove si può giocare di tutto. Il poker online. Sì, queste poker online, appunto, sono molteplici appunto tutte queste app o questi siti che invogliano appunto i ragazzi a mettersi in gioco in tutti i sensi. Purtroppo poi sconfinano perché loro stessi hanno evidenziato il fatto che poi
cercano di procurarsi dei soldi, cercano di procurarsi anche appunto in maniera come pressando i genitori, facendo anche magari qualcosa che non Non si dovrebbe sempre fare. bene, non sono scelte ottimali, ecco. Siamo agli sgoccioli. Volevo utilizzare questi ultimi minuti con la dottoressa Milano per chiedere, abbiamo fatto un po' un quadro grazie a questi dati, ma che cosa si può fare se un professore o se la famiglia si accorge che l'adolescente, il ragazzo è incorso in questa dipendenza? Cosa si può fare? Allora, esistono diversi servizi presenti sul territorio. Sicuramente la collaborazione con la scuola è importantissima. Noi da diversi mesi stiamo collaborando nell'ambito di questo progetto Antenne, finanziato e promosso dall'ASP di Messina, che ha attivato 4 centri di ascolto e di supporto psicologico per i giocatori e per i loro familiari, ma esistono anche dei servizi da sempre previsti dal piano sanitario locale, ovvero i SERD, i servizi per le dipendenze, ai quali possono comunque accedere anche i genitori di un minorenne per interfacciarsi con i professionisti. In questi anni appunto di progetto possono anche rivolgersi ai singoli nostri sportelli, in quanto collaboriamo in stretta sinergia con i SERD. Non sono poche in effetti le famiglie che spesso ci contattano per avere delle informazioni rispetto alla possibilità di poter aiutare il proprio figlio. Noi accogliamo i genitori, forniamo loro delle informazioni, indichiamo anche i vari servizi appunto presenti sul territorio, e in ambito scolastico quest'anno, giunti al secondo anno di attività, prevederemo anche la possibilità di formare degli studenti peer, ovvero dei laboratori di peer education. Spieghiamo cosa vuol dire. Vuol dire studenti alla pari, quindi degli studenti che alla pari possono poi spiegare come funziona il meccanismo a degli studenti più giovani o non istruiti. In questo senso, naturalmente questi progetti servono proprio per mettere in contatto e rendere più consapevoli i ragazzi dei rischi a cui vanno incontro. Il tempo è finito, ringrazio la professoressa Daniela Milano, mettiamoci in gioco, la professoressa Maria Luisa D'Amico, docente della Scuola Superiore Minutoli. Grazie come sempre voi che ci seguite da casa. Vi ricordo ancora una volta, questa puntata la trovate on demand sulla nuova versione di Sicilia Web da ieri online, dove trovate anche lo streaming e tutte le altre produzioni. Grazie a tutti, buon pomeriggio.